È terminato, ma i controlli delle forze dell'ordine non si fermano, ci sono meno pattuglie in strada, però le verifiche si stanno concentrando soprattutto sul rispetto delle norme anti-assembramento. Flavia Lorenzoni. I controlli si fanno ora così, nel primo giorno della fase 2 dell'emergenza coronavirus. Uomini della polizia salgono anche sul bus per verificare perché i passeggeri si stanno spostando. Prepari un documento e... Tutto ok, l'autista dell'autonoleggio può andare, è in regola. Un ulteriore controllo con le unità cinofile. Si verifica il rispetto delle norme anti-assembramento, le file davanti alle fermate del bus e le mascherine. Piazzale Flaminio, nodo nevralgico per il trasporto pubblico romano, nodo cruciale per i controlli. Nessun assembramento dentro e fuori la metropolitana. Piazzale Flaminio nelle prime ore della mattinata, centro di passaggio delle persone da un capo all'altro della città, si presenta con un'affluenza scarsa e tutti quanti i pedoni muniti di mascherine anticontagio. Le persone agli ingressi della metro tengono le distanze, come la gente in attesa del tram o dei bus. Fiducia e responsabilità.